Lei diceva nel 2010 ci sono stati molti danni e anche delle vittime. Abbiamo visto pochi giorni fa come Vicenza si è salvata, lei dice però che bisogna continuare. Bisogna continuare, noi abbiamo i 23 bacini che ho messo a terra già nel 2010 che pian piano arrivano tutti al photo finish, alla loro realizzazione, già 13 sono già funzionanti e adesso inizieremo i lavori di Montebello già le prime 2 settimane di aprile. Già inizieremo i lavori di Montebello alla volta di metà aprile e dopodiché devo anche ricordare che erano circa 80 anni che non si realizzavano più opere idrauliche in Veneto, quindi noi abbiamo anche inaugurato questa nuova stagione. Ci vorrebbero ancora 1 miliardo di euro per realizzare ulteriori opere, ma io sono fiducioso. Quando iniziai nel 2010 ho fatto un piano da 2 miliardi e 7 e non avevo un centesimo. Ci servono altri lavori, lei avrà il tempo di fare tutto? Io ho sempre il tempo di fare tutto, io penso che sia serio per ogni amministratore mettere a terra progettualità che non abbiano la portata della durata di un mandato, perché altrimenti finisce che non si fa mai nulla. È fondamentale lavorare ovviamente per il futuro e penso che il significato che ho voluto dare a questa inaugurazione invitando i ragazzi delle scuole vada in questa direzione. C'è anche un recupero di questi territori, no? E una restituzione. Beh, decisamente sì, guardi, qui c'erano migliaia di persone che vivono questo territorio ormai come un parco, del resto dove si fanno questi bacini non si fa la devastazione che qualcuno vorrebbe descrivere e magari alimentare nell'immaginario dei cittadini. Poi si vede, qui sono stati realizzati 7,5 km di nuovi argini, sono stati rinforzati gli argini che c'erano e quindi diventano piste ciclabili, piste pedonali, ma anche dei grandi parchi perché poi l'invaso si riempirà una volta all'anno, una volta ogni 10 anni, ogni 100 anni, questo non lo sappiamo, ma resta un grande parco come vedete. Poco spazio alle polemiche politiche dopo il lancio in Europa di Matteo Salvini. Dico sempre le stesse cose, poi voi mi fate sempre le stesse domande e dico che i cittadini chiedono di essere liberi nel scegliere la propria classe dirigente, punto. E la cosa tipica in questo paese è che sindaci e governatori non possono ricandidarsi dopo 2 mandati e invece tutti gli altri possono starci a vita. L'idea dell'Europa? Di chi? Di Salvini? Ah no, Da guardate, io commissario o da eletto? sono concentrato sulla regione, non ho altro da aggiungere.